una domanda che ho fatto prima sulle donne e sul velo. Sì. C'è un capitolo che è una questione controversa della modernità questa, perché lui parla del velo come nasce, ne parla nella cultura cristiana e ovviamente anche quella musulmana, e lo definisce in una maniera che vorrei che qui ci riassumesse. Il capitolo sul significato esoterico della donna velata, che appunto è spesso considerato un simbolo di sottomissione, forse in una certa misura lo è. È così o no? Ma non lo è, secondo me, all'uomo, lo è a Dio. Io comunque spesso viene visto legato alla cultura islamica, non è assolutamente ristretto alla cultura islamica. Le suore per esempio, no? Le suore, ma anche in India la Iside velata, che Plutarco diceva che chi avrebbe scostato questo velo avrebbe visto le cose ultime del mondo, il principio e la fine dell'universo. Cioè il velo un po' è questa separazione, è un po' anche la grotta platonica, no? Cioè il superare la velatura, cioè l'epistola dei 70 veli di un famoso mistico islamico, no? I 70 veli di Allah che mette fra... Cioè un po' questa... Ma ancora un senso oggi nei nostri anni, in questo secolo, la donna velata? È una domanda che appunto che mi hai fatto anche prima in modo diverso, cioè se queste pratiche in generale abbiano ancora senso oggi. Posso leggere una frase, tanto non svelo. Certo, La donna sottomessa con il velo è un luogo comune occidentale. La donna sottomessa perché porta il velo è un luogo comune occidentale. È sì sottomessa, ma a Dio e per scelta. In verità il velo della donna è la massima forma di rispetto che le si può attribuire. La donna velata da Iside alla Vergine Maria è il simbolo del superamento dell'appartenenza. E io con questa cosa adesso la voglio spiegata, perché non ne sono convintissimo. Allora, quando ovviamente è un simbolo, se non viene considerato un simbolo, ma un fazzoletto che si mette in faccia, non ha alcun significato. Se viene considerato un simbolo, ce lo ha un significato. Cioè la donna che si vela sa di essere un principio metafisico che è dentro al suo corpo ma non è il suo corpo. È quel principio metafisico adorato dagli indiani ai greci fino alla letteratura cavalleresca. Io ho vissuto personalmente in 6 paesi islamici e sono rimasto impressionato dal rispetto che hanno della donna. Almeno in Egitto, dove ho vissuto, ho visto le donne che venivano servite, riverite, e soprattutto mi sono accorto che a forza di frequentare e di relazionarsi con gli occhi di una donna, e quindi non di vederle in minigonna o vistose come siamo abituati noi qui in Occidente, hanno sviluppato secondo me una sorta di sensibilità, di intuito, di intuire, di capire dagli occhi, ma non solo dagli occhi, da qualche elemento psichico la donna. Cioè questo velo qui è un potenziamento, è come quando noi ci bendiamo gli occhi e raffiniamo il tatto, cioè si tratta di un potenziamento, come quando per esempio c'è un capitolo che riguarda la castità, cioè si tratta di una privazione volontaria che aumenta, potenzia, non limita. In questo senso ce l'ha un significato e anche molto forte come pratica esoterica. Ovviamente se è volontario, è chiaro che quando diventa posizione è un'altra cosa. Qui volevo chiedere all'autore se dobbiamo buttare al vento insomma tutta la letteratura femminista degli ultimi 30 anni oppure se scriverà mai un libro che analizza la questione magari ponendosi da un altro punto di vista o insomma, che cosa ha da dire ecco, su questo. In un certo senso, ci tengo a dire, in un certo senso questa prospettiva della donna dea, e lo metto fra virgolette, è femminista, ma in un altro senso, non nel senso. Cioè la lotta femminista, diciamo, secondo me ha perso di vista
il vero senso della dimensione della donna, cioè cos'è emanciparsi? Mettere la minigonna, quello è emanciparsi, cioè fare tutto quello che si vuole, quello è emanciparsi. Cioè che cosa vuol dire essere liberi? La domanda a monte non essere la donna libera o l'uomo libero, la domanda è che cosa significa essere liberi, cioè coltivare sull'apparenza, sull'effimero, quella è la libertà, darsi piacere. Non è un discorso appunto della donna, ma di qualsiasi creatura vivente. Questa prospettiva mostra che la donna è molto di più di quanto la femminista, un certo tipo di femminista ha creduto che sia la donna. Sì, ma per molte meno donne però, Emanuele. Questo è il punto debole dell'approccio colto e intellettuale di queste faccende qua, perché io credo che la nostra libertà sia anche, se vogliamo, di metterci la minigonna e di godere del fatto che ci interessa solo metterci la minigonna e non ci interessa entrare in comunione con Dio. Io penso che la libertà tipica di questa società, di questi tempi moderni, possa avere vari livelli, anche dei livelli molto bassi e molto minimal. Non è che dobbiamo tutti per forza essere delle dee no. Ma io faccio lo storico. Per cui io apprezzo la domanda della signora, perché introduce un elemento di contemporaneità. Sì. Che insomma le cose cambiano. Io faccio lo storico e mostro com'era nel passato. Questo però questa questione del fatto se l'esteriorità è di per sé un valore, guarda, io dico da uomo occidentale che l'esteriorità è un valore, va bene? Anche se si tratta di poter dire io voglio mettermi la minigonna e mi sento libera perché me la posso mettere. Ma infatti io ho sempre parlato di sottomissione volontaria, non di, cioè io non pretendo che venga obbligato nessuno, ma se una donna reputa che appunto di essere una visione più sacra di quanto l'Occidente non ritenga che sia non la donna ma tutti, quello io lo mostro e dico: guardate, ci sono i mistici che reputavano che l'uomo non è un ammasso di nervi, un pugno di carne che si decompone, e non è solo un aspetto bello da vedere, è un progetto, come dicevo. Io lo mostro e dico quelli che l'hanno detto, è una proposta la mia, l'ho detto prima.